Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo webinar di Digital Tourism, dal titolo Verso il futuro del turismo, intelligenza artificiale e DMS per la gestione delle destinazioni. Questo webinar, come sapete, fa parte di una serie di eventi e di momenti di approfondimento online e in presenza che Digital Tourism sta organizzando in questi mesi e nei prossimi per analizzare con esperti legati al Smart Tourism Destination l'evoluzione, diciamo così, dell'innovazione e in questo caso oggi appunto dell'intelligenza artificiale e dei DMS applicati alla gestione delle destinazioni. È un percorso, come sapete, di avvicinamento all'evento finale del Digital Tourism che è in programma il 14 di novembre prossimo a Padova e con altre due tappe organizzate nelle prossime settimane, tra fine maggio a Verona, precisamente il 28, e un'altra a Venezia nella seconda metà di settembre. Insomma, sono altre due tappe che, oltre a quella di oggi, ci porteranno verso il nostro Digital Tourism di novembre, del 14 novembre. Bene, come vi dicevo, appunto, oggi analizziamo il particolare rapporto tra l'intelligenza artificiale e i DMS nella gestione appunto delle Smart Touring Destination e beh, insomma, lo faremo con persone esperti che si stanno ovviamente occupando di questo, che stanno applicando e sviluppando e sperimentando in questo ambito. Sono con noi Stefano Marchioro della Direzione Turismo della Regione Veneto, Massimo Bregani, che è la D di Ferratel Media Technologies, Luca Vescovi, che è esperto di neuromarketing e AI, e Francesca Caldarola, Destination Digital Manager di Verona e Garda Destination Foundation. Ora, ecco, io, se siete d'accordo, lascerei immediatamente la parola a Stefano Marchioro per una breve introduzione e inquadramento sul tema e poi andremo avanti con gli altri nostri ospiti e cercheremo anche di dialogare insieme, approfondire tutta la possibilità di interloquire anche con alcune domande e risposte. Insomma, incominciamo questo webinar. Stefan, a te la parola. Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti, grazie Stefano. Sì, ci tenevamo molto a questo appuntamento di oggi, a questo webinar che abbiamo fortemente voluto, diciamo anche a pochi giorni dalla scadenza del bando Smart Tourist Destination rivolto alle organizzazioni di gestione delle destinazioni, quindi a chi sovrintende alla, diciamo, all'organizzazione turistica dei nostri territori. In Veneto sono 17 le OGD, come dire, che caratterizzano la costruzione dell'offerta della nostra regione, e il bando che è attualmente aperto in scadenza il 16 di maggio tende proprio ad accompagnare l'evoluzione delle nostre destinazioni verso il concetto di smart tourism, ovvero i principi definiti anche dalla direzione GROW della Commissione europea, quella di avere una governance strutturata, di avere una visione, come dire, di ampio respiro da qui a 2 o 3 anni rispetto, come dire, a come ci si pensa nella evoluzione turistica di destinazione, l'utilizzo delle ICT applicate al turismo per rendere più friendly il rapporto tra destinazione, visitatore e turista, ma anche, come dire, un approccio data-driven della destinazione, quindi basare la propria evidenza sulla scelta dei dati diciamo, e in qualche modo valorizzare le competenze e il capitale umano. È chiaro che, diciamo, oggi affrontiamo un tema interessante perché mettiamo a confronto e a raffronto un approccio organizzativo e gestionale delle destinazioni attraverso le ICT, che è l'utilizzo del Destination Management System regionale, adottato dalla Regione Veneto, prodotto da Ferratel. Si tratta di Deskline, appunto, di Ferratel DMS, che diciamo ci consente di favorire l'organizzazione di tutte le funzioni tipiche di una destinazione, dall'informazione grazie
al lavoro degli uffici turistici, alla promozione e comunicazione propria delle DMO, all'attività di promo commercializzazione che imprese, come dire, e destinazioni possono, come dire, attivare. Il tema diciamo, dell'utilizzo del DMS è ormai molto radicato e diffuso, la adottiamo ormai in Veneto dal 2016, sono tutti gli 80 uffici turistici ad utilizzarlo proprio per gli eventi, i punti di interesse, ma anche molte delle 17 destinazioni che lo utilizzano per attività di promozione o per attività di booking e di dynamic packaging. Il tema di oggi si incrocia però anche con quello sempre più rilevante e presente dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Grazie quindi a un altro partner importante di Regione Veneto, Giampa, e qui oggi è presente Luca Vescovi, mentre Massimo Bregani appunto rappresenta Destra di Ferratel. Diciamo, tramite Giampa vi mostreremo come i contenuti del DMS implementati dagli uffici turistici o dagli altri attori della destinazione possono essere utilizzati sia dalla destinazione che dalle stesse imprese per, diciamo, evolverli, per renderli fruibili anche su molte piattaforme e canali di distribuzione dei contenuti. I contenuti del DMS di solito vanno a implementare i siti web di destinazione o dei diversi livelli di destinazione, perché immaginiamo che un evento diciamo, caricato nello scatolone del DMS va a alimentare il sito della destinazione locale, va a alimentare Veneto EU e un domani andrà a alimentare Italia.it e lo stesso vale per le esperienze, per le offerte, le proposte, ma da quei contenuti, grazie all'intelligenza artificiale messa a punto da Giampa con il format Rosetta, questi contenuti assumono un'ulteriore vitalità e vanno a implementare anche i canali social, i canali di comunicazione propri delle destinazioni e propri delle imprese. E a commentare poi questa, diciamo, congiunzione tra l'utilizzo di uno strumento organizzativo e gestionale che a volte ha anche una sua rigidità perché l'organizzazione presuppone, come dire, un certo approccio strutturato e diciamo poi invece la sua fruizione in termini come dire, anche più dinamici, ci sarà Francesca Caldarola che, come dire, oggi è, insomma, è la digital strategist di Verona Garda Foundation, ma però è stata anche per molti anni la persona che ci ha aiutato insieme a Marilena Nardi, a Massimo Bergani, oggi a Licia, a diffondere l'utilizzo del DMS, come dire, tra gli attori del sistema turistico regionale. Ecco, io mi fermerei qui perché non voglio sottrarre spazio a questa interessante discussione. È chiaro che noi siamo degli attori e degli spettatori interessanti perché vorremmo proprio vivere e applicare sui territori la congiunzione tra questi due strumenti, come dire, uno organizzativo e gestionale, l'altro, come dire, se volete, più creativo e dinamico. Ecco, io lascio spazio ai colleghi. Grazie Stefan, grazie tantissimo di aver inquadrato molto precisamente e puntualmente il contesto. Ora Massimo, ci sei? Sei qua? Sì, ciao, come stai? Ciao, Bene. buonasera. Ciao, ciao Massimo, Buonasera a come stai? tutti. Ecco, a te la parola allora, così Grazie ci porti mille. dentro il merito del tema. Prego. Perfetto. Condivido lo schermo. Diciamo che le DMO ad oggi, le Destination Management Organization, sono in mezzo tra quello che è il turista e quello che sono gli attori del territorio. DMS infatti vuol dire Destination Management System, quindi S sta per sistema, che è la parte che forniamo noi alle destinazioni. D sta per destinazioni, quindi si presuppone l'esistenza di una destinazione turistica. La parte importante è quella del management, quindi una forma di organizzazione del turismo per gestire il turismo sul territorio. Vorrei affrontare il tema da un punto di vista dal basso, quindi dal punto di vista dei soggetti territoriali, degli attori territoriali, per introdurre il tema del DMS. Quindi andiamo a vedere quello che noi definiamo essere lo scopo del gioco.
in un'ottica in cui ritorniamo anche un po' alle basi, ai fondamentali di alcuni processi nell'ambito turistico. Dal punto di vista degli attori territoriali, una parte importante, se vogliamo analizzare ad esempio il mondo del ricettivo e il mondo di chi fornisce esperienze o attività o qualsiasi tipo di servizio nell'ambito del territorio, la parte, il focus principale, l'obiettivo principale è avere prenotazioni. Quindi la parte delle prenotazioni viene solitamente gestita o direttamente dai fornitori di servizi oppure da quelle che possiamo identificare in maniera magari semplificata, le OTA, quindi le online travel agency, comunque qualsiasi soggetto che non sia direttamente il fornitore di servizio e che si occupa appunto di prenotazioni. Ma nel classico viaggio del turista sappiamo che la parte iniziale di questo viaggio inizia con una fase di ispirazione alla quale poi segue una fase di pianificazione per poi arrivare alla fase della prenotazione, che quindi è successiva alle due fasi precedenti. Una volta che è prenotato il viaggio in senso lato del turista, arriva nella fase di esperienza, nella destinazione, e l'ultima parte è quella che fidelizza o crea un legame o si cerca di creare un legame tra la destinazione stessa ed il turista. Quindi se vediamo la parte che un fornitore può controllare o che solitamente riesce a coinvolgere è quella centrale della prenotazione rispetto alle altre fasi. Alcuni fornitori più attivi, più strutturati, riescono ad andare a gestire e magari ad intercettare qualche cosa nella fase di pianificazione o nella fase di esperienza. Ma se vogliamo andare nella fase di ispirazione, solitamente è occupata da tutta quella parte di pubblicità, di advertising gestita sui social, in cui le destinazioni turistiche cercano in qualche modo di andare a intercettare il turista prima che abbia deciso effettivamente dove andare in maniera tale da condurlo verso la propria destinazione. Gli strumenti attuali, quelli digitali, portano poi a creare una pubblicità dinamica che permetta anche di interagire con l'ospite dalla fase di ispirazione e portarlo fino alla prenotazione. È in questo contesto che solitamente operano le DMO, quindi cercando di promuovere con attività del territorio, DMO che possono strutturarsi e in maniera strutturata andare a intercettare quella che è la domanda del turista e scaricarla sulla propria destinazione. Chiaramente il primo obiettivo della destinazione è raggiunto perché in un ambito di concorrenza comunque riuscire a portare un turista nella propria destinazione è un risultato ottimale, che però la destinazione scarica direttamente sui fornitori di servizi o magari sulle travel agency, portando magari attraverso un investimento di promozione delle prenotazioni che passano attraverso soggetti privati, come sempre tutto legittimo, non si discute questa parte qua, ma è una parte di investimento della destinazione che si scarica appunto su soggetti privati, magari neanche appartenenti alla destinazione stessa. Ecco che allora esistono degli strumenti di cui si può dotare una DMO, che si chiamano DMS, appunto sistemi per la gestione della destinazione, che permettono alle DMO di andare a coprire anche la fase di prenotazione e la fase di esperienza, riuscendo direttamente attraverso la DMO a scaricare tutta l'attività di promozione, di commercializzazione direttamente sugli attori del territorio, sia nella fase di prenotazione per poi beneficiarne anche in una fase di esperienza, quindi nel momento in cui l'ospite è nella destinazione, e utilizzare questi strumenti anche per fidelizzare. Quindi uno strumento che permette alla destinazione di curare tutta la fase di viaggio del turista, in un modo in cui solitamente si cerca di dire mettiamo il turista al centro, quindi il turista si cerca sempre di tenerlo al centro. Il problema è capire al centro di che cosa. Quindi nasce quindi un contesto in cui le destinazioni, attraverso un'azione di programmazione, di visione e di management, dovrebbero decidere qual è il perimetro, qual è la circonferenza da disegnare. Dopodiché, una volta disegnata la circonferenza, si riesce effettivamente a poter identificarne il centro e posizionare il turista al centro. Ecco che quindi questi strumenti definiti DMS aiutano a
definire il contesto della destinazione e a posizionare il turista al centro. Infatti, se vogliamo considerare l'ospite o il turista solitamente ha una serie di touch point, di punti di contatto con la destinazione, che qui rappresentiamo attraverso delle azioni, chiamiamole in senso lato, di marketing, di relazione, che possono vivere e possono generare una risposta per il turista di informazione, di accoglienza, per la promozione e per la commercializzazione nel momento in cui questo contenitore azzurro, diciamo, viene gestito da un'organizzazione, in maniera tale che abbia a disposizione dei contenitori per informazioni degli alloggi, su tutto il mondo del ricettivo, possa avere delle informazioni relative a tutto ciò che si può fare turisticamente all'interno di una destinazione, semplifichiamola con le esperienze, la possibilità di dare informazione anche su tutti quegli elementi che possono essere semplicemente descritti sul territorio, dei punti di interesse di qualsiasi tipo e di qualsiasi livello, informazioni su ciò che si può fare nella destinazione, eventi e materiale informativo che possa essere consegnato. Ecco che se io come organizzazione ho la necessità di avere contenuti relativamente a queste tipologie di oggetti per dare risposte a un ospite in qualsiasi delle fasi che abbiamo visto prima, la destinazione ha necessità di rivolgersi al territorio. E soltanto se il territorio risponde dando le informazioni, ciascuna struttura ricettiva, ciascun fornitore di esperienze, chi organizza gli eventi, chi gestisce i punti di interesse, questi contenitori si riempiono effettivamente di contenuti. Ecco che allora abbiamo la prima rappresentazione di che cos'è un DMS, perché un DMS sottende alla gestione di tutte queste informazioni, in primo luogo permettendo a tutti i soggetti del territorio di caricare, avere uno strumento con cui caricare informazioni all'interno di questo sistema e mettere a disposizione della destinazione, che ha a sua volta degli strumenti per poter utilizzare questi dati, quindi negli uffici turistici, sul sito internet, su totem multimediali o per distribuirli verso terze parti. E come terza opportunità ha il DMS come caratteristica la possibilità di mettere direttamente in relazione questi oggetti. Per cui nel momento in cui io gestisco un evento posso collegare direttamente dei biglietti da acquistare. Nel momento in cui sto prenotando una struttura ricettiva posso collegare delle esperienze e inserirle in un carrello dinamico. Se sto visitando un punto di interesse come informazione, posso sapere se ci sono delle attività all'interno di quel contesto. Quindi riorganizzarlo in maniera tale che tutte le informazioni all'interno della destinazione, con un unico strumento, nativamente quindi collegato, possa sottendere a strategie di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Ovviamente nell'ambito di una destinazione, il DMS copre gran parte della superficie del progetto di una destinazione, ma si relaziona anche con altri sistemi. Ad esempio, il nostro sistema è già collegato con sistemi esterni come Autoreactive, Skidata, che è uno dei soggetti gestori, ad esempio, degli impianti di risalita, o Access, o altri sistemi di gestione dei fornitori di servizi come Fairharbor, Stripe, Regiondo e altri tipi di strumenti come i gestionali delle strutture ricettive o channel manager, in maniera tale che ci sia uno scambio anche a livello tecnologico di interoperabilità tra gli strumenti della destinazione. Ecco che quindi una destinazione di qualsiasi livello può avere il proprio DMS. Lo possiamo rappresentare in questo contesto come il DMS di Cortina, che ha una propria istanza nell'ambito del progetto lato DMS Veneto, ha una propria istanza con cui può gestire le proprie strategie nel contesto della Regione Veneto, ma sviluppare appunto delle proprie strategie. Allo stesso modo, anche un'altra destinazione vicina a quella di Cortina, la parte delle Prealpi, del Bellunese, il Feltrino, eccetera, eccetera, può avere una propria istanza sempre per poter gestire proprie strategie che possano essere sì relazionate a quelle della vicina Cortina, ma in un modo indipendente. Quindi tutte le altre realtà che costituiscono l'area, ad esempio, della provincia di Belluno, Arabba, Cadore, Cortina, le Prealpi, Trecime, eccetera, eccetera, ognuna ha una propria istanza del DMS Veneto, andando così a creare un contesto
in cui ognuna, ripeto, ha le proprie regole, le proprie modalità operative, ma in una forma di interoperabilità per cui i dati, oltre ad essere scambiati tra i vari oggetti all'interno della propria istanza del DMS, sono scambiati e condivisi anche tra le varie istanze all'interno di un contesto più ampio di destinazione. Quindi Araba, Cadore e Cortina possono essere considerate delle sottodestinazioni, dei nuclei organizzativi nel contesto della destinazione più ampia che è la DMO Dolomiti, come esempio. Nella regione Veneto abbiamo diversi OGD, sono 16 OGD che organizzano il territorio, per cui nella rappresentazione di uno schema del DMS, inteso come sistema di gestione della destinazione, dove per destinazione intendiamo la regione Veneto, vediamo appunto che Caorle, l'area OGD di Terme Colli, la DMO Padova, l'OGD di Verona, la DMO del Lago di Garda, sono tutti dei nuclei organizzativi che si strutturano in maniera indipendente dagli altri, ma continuano ad operare in maniera di interoperabilità tra di loro. Questo modello organizzativo permette anche delle organizzazioni di prodotto, per cui insistono e utilizzano il DMS anche trasversalmente delle DMC, quindi di prodotto, delle reti di impresa, ad esempio come Garda Green che agisce sulla parte di Verona del Lago di Garda, o reti di impresa, la Vodce che agisce tra Caorle e Isola Clea, oppure tematici, progetti cultura, che quindi estraggono e utilizzano dati inseriti nel DMS per questioni tematiche, un progetto cultura, oppure l'app Veneto Outdoor che automaticamente si carica di tutti i contenuti del DMS per i punti di interesse e per tutto quello che riguarda appunto il tema dell'outdoor. Tutto questo sistema, che quindi abbiamo visto dal basso come si organizza e si struttura partendo dalle sottodestinazioni, passando alle OGD, arriva in una logica di interoperabilità a costituire il DMS della Regione Veneto. Quindi uno strumento a disposizione della destinazione che si struttura in base a come è strutturata la destinazione, con diversi livelli del concetto di destinazione stessa, e risponde appunto all'esigenza di permettere ad ogni nucleo operativo, ad ogni organizzazione di gestire le proprie strategie. I dati che ci sono servono per dare informazioni agli ospiti, per quindi creare una relazione tra gli ospiti e gli attori territoriali, con frecce che vanno sia verso l'esterno che verso l'interno e aumentando poi l'opportunità di distribuzione e di recente, grazie anche al progetto nazionale del Tourist Digital Hub, quindi un nucleo operativo a livello centrale, ministeriale, che raccoglie i dati da tutto il territorio, i DMS sono lo strumento ideale per fornire informazioni. Quindi, come esiste il DMS Veneto, possono esistere altri DMS, non per forza marchiati Ferratel, che possono andare a costituire un livello di strutturazione di una destinazione che può diventare ampia come il livello del TDH a livello italiano. La cosa interessante che mi serve per introdurre Luca è la parte che il DMS va a rappresentare in un progetto di destinazione. Quindi esistono progetti di destinazioni, diciamo piccoli come livello, in cui tutte le funzionalità fornite dal DMS, sia di CRM che di CMS, che di booking system, sia per alloggi che per esperienze, riesce a coprire la gran parte delle necessità di una destinazione, quindi a coprire la superficie, diciamo, del progetto che è rappresentato dal rettangolo intorno all'altro rettangolo del DMS, ma destinazioni che investono su progetti e aggiungono funzionalità a quelle che possono essere le funzionalità native del DMS, fanno crescere il progetto di destinazione andando a potenziare quello che è il progetto. Quindi un DMS resta sempre centrale nelle attività di una destinazione, al progetto, ma non impedisce al progetto di espandersi con nuove funzionalità. Lascio quindi adesso la parola a Luca che andrà, tramite Stefano ovviamente, ad introdurre alcune funzionalità nuove che stanno introducendo appunto in maniera complementare rispetto al DMS. Massimo, Grazie. grazie tantissimo, grazie. Hai già chiamato in causa Luca. Ciao Luca, come stai? Buongiorno a Buongiorno. tutti. Ciao, ciao, come va? Come stai? Stai bene?
Bene, bene, sì, sì, sempre un piacere Bene, parlare di turismo e innovazione, è sempre ecco. un gran Beh, onore. Massimo ti ha alzato la palla, come si dice, quindi ora dici che cosa succederà di nuovo, cosa sta per succedere di nuovo sulla frontiera della contaminazione fra il neuromarketing e l'AI e le implicazioni e le applicazioni che stanno per nascere. Io immagino interessanti. Mm, Oggi il CEO di ChatGPT ha dichiarato, o ieri non mi ricordo, ma penso oggi, che quello che stiamo usando, il GPT-4, sarà imbarazzante nei confronti di quello che sta per rilasciare. Quindi, se è imbarazzante, non so cosa dovremmo aspettarci. Sono d'accordo. Nel dire che ChatGPT 4, pur per tanti versi, è uno strumento fantastico, ha dei grossi limiti. Si parla di una tecnologia dell'intelligenza artificiale, soprattutto generativa, come una fantastica tecnologia, come un'onda distruttiva, una minaccia per l'umanità. Tanti dicono è il sistema che ruberà milioni di posti di lavoro. Altri dicono è uno dei migliori strumenti costruiti dall'essere umano durante la sua evoluzione, al pari del fuoco, al pari della ruota. E sicuramente è qualcosa con cui ci dovremmo confrontare e concordo che ChatGPT, nelle sue varie versioni, non è lo strumento che attualmente permette di creare del valore aggiunto. Per introdurre quello che racconterò sull'intelligenza artificiale, vi racconterò la mia storia di approccio nell'intelligenza artificiale. Io, oltre a essere un imprenditore, sono uno scrittore. Durante la pubblicazione del mio libro ho usato i primi sistemi di intelligenza artificiale generativa e gli ho domandato essenzialmente cosa succedeva nel momento in cui questo sistema dovesse scrivere un capitolo del libro che avevo appena pubblicato. Al che, strutturato il prompt, il sistema ha iniziato a scrivere e per diversi minuti osservavo quello che stava scrivendo, la mia pubblicazione e tutti i libri che ho dovuto leggere per scrivere quel testo. Il testo non era perfetto, ma ci andava molto, ma molto vicino. E il che per mesi ho iniziato ad aver paura di questo sistema, perché andava sopra una mia competenza e sminuiva quel che era il mio lavoro. Poi, dopo una serie di esperienze, ho incontrato un relatore particolarmente in gamba, me l'ha fatta percepire l'intelligenza artificiale generativa non tanto come una minaccia, ma come un potenziale collaboratore, uno dei più bravi collaboratori che si possano trovare sul mercato. Una prospettiva che mi ha cambiato il mio modo di vedere e di capire cos'era il sistema di intelligenza artificiale, al che ho iniziato a personalizzarla, ho iniziato a usarla quotidianamente nel mio lavoro, mi sono trovato bene e al che abbiamo deciso come team di iniziare a lavorare su un sistema di intelligenza artificiale espressamente creato per il settore del turismo. L'intelligenza artificiale, come la conosciamo, ChatGPT e dintorni, sono intelligenze artificiali che sono generali, è proprio come una ruota. Io per utilizzare la ruota ho la necessità di costruirci attorno un'infrastruttura. E che è nato Operosetta. Operosetta essenzialmente, riprendendo quello che raccontava Massimo, può essere uno strumento usato in tutti i vari touch point di avvicinamento al viaggio, che è un qualcosa di estremamente lungo. Expedia dice che una persona ci mette circa 9 ore online prima di decidere destinazione e struttura ricettiva. Ovviamente non 9 ore di fila, ma fatte da micro momenti che impattano in tantissimi, come faceva vedere Massimo, in tantissimi touch point. Uno dei touch point che sicuramente nel momento della prenotazione l'utente va a vedere sono le presenze dirette delle strutture ricettive, quindi il sito internet, Facebook, Instagram, si iscrive alla newsletter un po' per il codice sconto, un po' per saperne di più di come comunica la struttura ricettiva. E la cosa da considerare è che noi tutti siamo soggetti all'effetto esposizione. L'effetto esposizione è un concetto declinato dal neuromarketing che ci dice che
tanto più siamo esposti a uno stimolo, tanto più questo stimolo ci porta a considerare positivamente e familiarmente un qualcosa che prima non andavamo a considerare. E faccio l'esempio con il prosciutto, un po' perché sono appassionato di buon bere e buon mangiare, un po' perché è un evento contenuto all'interno del DMS. Immaginate l'effetto che può avere la distribuzione di questa informazione all'interno di tutti i vari touch point gestiti direttamente dalla struttura ricettiva. Il viaggiatore in queste 9 ore sicuramente si va a vedere più siti di struttura ricettiva. Booking diceva che sono attorno ai 47 siti web visitati, per cui vuol dire sito, vuol dire TikTok, vuol dire Facebook. Se noi siamo bravi e prendendo le informazioni del DMS le andiamo a declinare sulle nostre singole organizzazioni e lavoriamo sull'effetto esposizione, sicuramente avremo una valorizzazione dei nostri territori e di tutte le attività che vengono messe in atto per rendere più felici i turisti, più felici, più contenti, più consapevoli di quello che stanno visitando. Questo lo si può fare oggi senza aumentare il personale dedicato alla promozione. Uno dei problemi più grossi che ha il turismo è quello di recuperare dei lavoratori, non solo cuochi e camerieri, ma anche esperti in comunicazione digitale, di tutto l'ambito digital tech. E la soluzione è quella di prendere le informazioni che sono presenti all'interno del DMS, distribuirle sì, come stiamo facendo all'interno dei vari siti web con l'applicazione direttamente collegata al DMS, ma anche prendere queste informazioni, rielaborarle in chiave strategica, utilizzando software di intelligenza artificiale, openrosetta.ai, e questo software permette di personalizzare con 4 clic tutte le informazioni che sono presenti all'interno del DMS e poterle distribuire facilmente all'interno dei vari touch point, che sia all'interno di Facebook, Instagram, newsletter, addirittura rispondendo sistematicamente alle mail, introducendo il concetto di quell'evento, rispondere alle recensioni utilizzando i concetti di quell'evento o di quel punto di interesse turistico. E questo fa sì che quell'informazione viene distribuita in centinaia di touch point che si collocano nel momento in cui l'utente sta decidendo dove prenotare e focalizzandosi sull'organizzazione del viaggio. Il funzionamento è estremamente semplice. Visualizzo un evento all'interno del mio DMS e questo evento lo seleziono utilizzando un qualsiasi browser. Una volta che ho individuato l'evento, creo quel che è l'obiettivo di comunicazione, quindi dico invita a viaggiare, a visitare la mostra del prosciutto e scegliere l'Hotel Venezia, come potrebbe essere qualsiasi altra struttura ricettiva o qualsiasi altro operatore, che sia un ristorante o che sia altri attori. Il software in pochi secondi mi crea un testo praticamente perfetto che posso andare a distribuire molto velocemente all'interno dei miei touch point. Essenzialmente con 4 clic prendo un'informazione che viene creata per essere fruibile a tutti, quindi non ha un obiettivo preciso, la posso con 4 clic declinare per la mia struttura ricettiva o per il mio ristorante o per la DMO o qualsiasi altra forma di comunicazione, pubblicarla nel sito web e nel sito e nei vari touch point e far sì che questa informazione finisca letteralmente su decine e decine di touch point che sono molto legati all'organizzazione del viaggio, che vuol dire l'utente sta per arrivare in destinazione, e essenzialmente la grande differenza rispetto a tanti altri sistemi di intelligenza artificiale generativa è che è costruito sulle esigenze degli operatori del turismo. Va oltre ChatGPT in quanto viene creato con logiche di neuromarketing e creato sulle esigenze del settore travel. Pubblicare un contenuto bastano pochi minuti e non serve avere una competenza specifica in quanto tutto il software viene progettato neuromarketing by design e può essere personalizzato per ciascun tipo di operatore turistico.
E chiudo dicendo che i sistemi di intelligenza artificiale ruberanno il lavoro solo alle persone o alle organizzazioni che non sanno cogliere ora l'opportunità. Dico ora perché non è che in futuro arriveranno questi sistemi. Open Rosetta viene utilizzato da decine di strutture ricettive in Veneto e in altre regioni e sempre più viene utilizzato per gestire al meglio quel che è la comunicazione verso gli ospiti. E questo è il mio punto di vista su quello che è l'intelligenza artificiale applicata al turismo. Bene, 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 grazie. Grazie Luca. Ora direi di passare la parola a Francesca. Francesca, ciao, ci sei? Non ti vedo Eccomi, ancora. Eccoti, mi ciao, sentite? ciao, ciao Ok, Francesca. ciao. Diamo la voce ora a Francesca Caldarola. Diamo la voce a chi i DNS li utilizza quotidianamente per produrre contenuti e per gestire la destinazione. Quindi, come dire, mh, un intervento da chi quotidianamente è sul confine e sul pezzo, come si dice, di questo tipo di attività. Francesca, prego. Ok, ditemi se vedete il mio schermo. Ancora sì, lo vediamo. Sì, vero? Sì. Sì, 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 lo vediamo, lo vediamo. Ok, ok, forse non ho lo schermo intero. E in presentazione, Francesca. Infatti, dall'inizio, presentazione. Ok, ci siamo. Ok, scusate. Perfetto, perfetto. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, vabbè, innanzitutto, insomma, grazie per questa occasione e saluto tanti colleghi, ex colleghi che sono qui presenti e che hanno con me sono riusciti insomma a fare tutto questo percorso che poi ci ha portato alla diffusione del DMS. In questo caso io sono diciamo, contenta di essere diciamo, riapprodata nella destinazione Verona e Lago di Garda Veneto perché è un progetto che effettivamente ci ha visto impegnati anche con Stefan per tanti anni. E in questo caso mi sento di dire che dopo tanti anni, quindi a volte abbiamo lo strumento, però diciamo i sogni possono magari realizzarsi anche a distanza di anni. In questo caso io ho imparato ad attendere. Esattamente sono stati 7 anni nei quali già diciamo Verona insomma, era quasi pronta ad approdare al digitale. In un momento in cui l'informazione e accoglienza turistica appunto erano gestite ampiamente con il DMS, mentre 4 anni fa abbiamo tentato con il portale Visit Verona di cominciare ad attivare il sistema delle experiences, quindi già la parte di booking. Però il sistema digitale era pronto, non era pronta ancora l'organizzazione. Finalmente, insomma, sono passati 4 anni ed è arrivato il momento dell'organizzazione dell'offerta turistica. E vedremo quindi adesso come DMS sia stato e sarà centrale nei processi di sviluppo di 2 destinazioni turistiche organizzate che noi gestiamo come fondazione, DMO Lago di Garda e DMO Verona. Come diceva, insomma, mi ricordo un collega, vecchio collega, in realtà era di Feratel, ricordo che diceva, vedrai, è successo anche a me, ma dopo anni si accorgono che DMS c'è, è gratis e lo utilizzeranno. E in realtà così sta capitando. Quindi sono contenta di dire che finalmente abbiamo inserito il DMS completo, quindi tutte le sue parti, promozione, informazione e accoglienza turistica e promo commercializzazione, quindi tutta la parte di booking, finalmente tutte quante integrate, utilizzeremo tutte le funzioni e finalmente è presente nel piano strategico di destinazione. Quindi vedete come nel punto 2.2, quindi è proprio copiato qui il piano strategico, non ho inventato nulla, ho copiato le priorità di intervento. Vedete come il sistema in pratica riesce a gestire, cioè ci sta aiutando tantissimo, ad esempio nella realizzazione del catalogo promo commerciale, che pur essendo un output che è un output, come dire, cartaceo, in realtà
pian piano si trasformerà sul digitale e quindi ci sta anche, guardate, qui nelle linee, nei gruppi di lavoro che abbiamo creato per organizzare l'offerta e mappare l'offerta turistica, è stato fondamentale perché abbiamo utilizzato il DMS come abbiamo creato dei form di applicazione dei fornitori di servizi esperienziali a immagine e somiglianza, dico io, del sistema, dei campi del DMS, in modo tale che sarà più semplice quindi mappare e poi inserire tutte le esperienze. Inoltre, i temi vacanza DMS, se magari qualcuno di voi li ricorda, sono veramente degli aggregatori potentissimi perché servono proprio ad aggregare, ci sono serviti proprio a fare una sorta di matching tra la motivazione, no, del turista e l'offerta. Per cui abbiamo deciso insieme al territorio, appunto ovviamente da piano strategico, quali fossero le linee di prodotto e vai a guardare un attimo il DMS e vedi che più o meno i temi vacanza sono quelli. Per cui è stato molto interessante, insomma, guardare il DMS e farlo, come dire, matchare quelli che erano i temi vacanza con le linee di prodotto. E significa che già tramite i temi vacanza potremmo creare delle landing page immediate, per cui per il tema bike sappiamo che è un punto di interesse, un itinerario, un punto di interesse di tipo noleggio, un itinerario bike è un'escursione in bike, sono semplicemente aggregabili da un tema vacanze e quindi compariranno nella landing page. E quindi appunto, come vi dicevo, DMS è centrale. E quindi abbiamo presentato poco tempo fa il primo catalogo di prodotto e ragionando proprio sui bisogni. E quindi non pensiamo al digitale come qualcosa di freddo, ma in realtà il digitale ci sta aiutando ad andare incontro a dei bisogni, a tutti i bisogni speciali che ogni persona, ogni viaggiatore ha. E questo appunto My Special Needs sarà poi, come dire, grazie appunto il nostro direttore forse è anche collegato, e il nostro direttore Luca Caputo, abbiamo immaginato proprio questo claim. In realtà il DMS ci aiuta tantissimo a far questo e quindi quello che vedete qui voi non è soltanto una narrazione, ma siamo ready to DMS, siamo pronti ad inserire. Fortunatamente è un percorso che avevamo iniziato da tempo e quindi in molti casi sarà necessario semplicemente, come mi diceva un tempo Massimo Maregani, non preoccuparti, arriverà il momento in cui avrai tutto quanto all'interno del sistema, dovrai soltanto attivare e avviare la prenotabilità di quello che già c'è, perché in quel caso sarete pronti. Quindi è importantissima, oltre per il DMS è stato importante per formare il territorio e avviarlo poi all'organizzazione. E quindi appunto come vedete avremo proprio la piattaforma e-commerce integrata, stiamo lavorando anche adesso sul bando Smart Tourist Destination per completare tutte le azioni e immaginiamo delle altre, ma il DMS per noi è davvero centrale. Quindi questa è la parte diciamo di novità, mentre per la promozione sappiamo che il DMS diciamo regionale è la nostra stella polare per quel che riguarda lo sviluppo di diversi progetti digitali, quindi siti web, elimina la duplicazione delle informazioni e quindi cerchiamo di sollecitare, ad esempio come è capitato in Camera di Commercio, sollecitare l'integrazione per le nuove app, quindi inutile inventarne, va bene inventarne di nuove, ma i dati confluiscono sempre dal sistema centrale, il DMS. Quindi non serve, come dire, non serve inventare nulla di nuovo, a meno che non dia dei servizi particolari, ecco. Tutta la parte io dico grazie sempre a DMS perché quando sono arrivata qui in realtà eravamo soltanto io e la mia collega e ci siamo trovati davanti a un sistema da ricostruire.
Fortunatamente, un sistema turistico da ricostruire. Fortunatamente il DMS, io lo ringrazio quasi ogni giorno perché, come anche la mia collega che è di fronte a me che si occupa della comunicazione, perché ovviamente è tutto pronto perché abbiamo tutti gli eventi dagli uffici IAT. Non dobbiamo far altro che lavorare con il DMS e ad esempio andare a pescare dei contenuti che servono all'ufficio stampa per le attività di PR. Immaginate la stessa newsletter, vedete, questi sono tutti eventi che sono già in pancia al sistema, al CMS che stiamo utilizzando in Visit Verona. Perché? Perché la ciaspolata al chiaro di luna è inserita da Alice, faccio i nomi perché li coordiniamo tutti, Alice dello IAT di Lessinia. Quindi questo è molto importante perché anche se iniziamo da zero, diciamo, siamo fortunati perché nel tempo il DMS ci sta aiutando. La stessa nuova collega dello IAT di Soave, non conosceva DMS, ha fatto ieri il corso di formazione, poi ho detto sta tranquilla, non ti preoccupare perché fortunatamente, appunto, Stefan diceva sempre, avete sempre un database che non va via con con le diverse gestioni, il database informativo resta. Questo è insomma un po' di passi avanti che abbiamo fatto, semplici passi avanti, abbiamo semplicemente integrato in un sito che è lagodigardaveneto.com, che era un sito di destinazione, era stato creato un po' fuori dalla concezione di MS perché probabilmente non si conosceva ancora o perché non erano collegati con gli uffici turistici, però ecco, è stato creato un sito nel 2020-21 senza DMS. Per me era assurdo e non abbiamo fatto altro che integrare ad esempio alcuni TOSC e altri li integreremo. Il TOSC è l'interfaccia del DMS, nativa del DMS. Quindi avevano quasi dimenticato, ecco, l'ha gestito, chi l'ha progettato. E invece appunto siamo arrivati e abbiamo cercato di mettere, come dire, un, una pezza, diciamo, anche se insomma non è come Visit Verona, perché Visit Verona è implementato con i web services, però comunque questo ci permette di avere tutti gli eventi e di non duplicare il loro editing, ecco. Un'altra cosa importante del DMS, per esempio, che e quindi serve non soltanto agli uffici turistici per dare informazioni, ma anche perché consente l'informazione diffusa per tutti, anche per le strutture ricettive. Ogni struttura ricettiva e anche per i fornitori di servizi esperienziali all'interno del sistema DMS, oltre a scrivere quindi e a comunicarci la propria offerta, hanno una bellissima parte che si chiama InfoCenter, che è completamente collegata con tutti e integrata con tutti gli eventi, i punti di interesse, che sono gli stessi del DMS, sono gli stessi che vengono sempre aggiornati dagli uffici turistici. Per cui è come avere un'informazione sempre diffusa, sempre pronta, sempre lì. Volendo si può anche stampare. Adesso io vi volevo lasciare con insomma, una piccola un aneddoto, diciamo, una cosa che mi è successa davvero, no? Da un'esperienza vissuta, no? Non vi dico in quale città sono andata a passare le vacanze di Pasqua, però vi segnalo, ecco questo, che cosa è successo? Quindi la fase del sogno. Ero in centro, era un venerdì sera, vedo la locandina segnaletica fuori dallo IAT. Visita guidata dalla città, ore 11 ogni sabato, 10 euro partenza garantita. Arrivo sabato mattina alle ore 10, quindi un po' prima, che era molto caldo tra l'altro, e ho chiesto all'operatrice IAT, vorrei partecipare alla visita guidata. E allora, non so se parte, abbiamo solo 4 persone, con lei sarebbero 5. Se vuole può attendere alle 11:30, vediamo se raggiungiamo almeno 8-10 persone. Magari vuole attendere fuori, vuole farsi un caffè nel frattempo. E io sono rimasta un attimo così. E in realtà io avevo un impegno e alle 13 dovevo essere dall'altra parte della città e mi ero un po' organizzata. Ecco, è vero che si è in vacanza, però i turisti hanno anche dei tempi cioè potrebbero avere un treno o potrebbero voler viaggiare. E lei mi dice: sì, può partire, però
se va da sola può partire, ma ad un costo di 80 euro. Però attendiamo la guida e mi ha detto la durata, che non era indicata nella locandina. Quindi dopo 15 minuti di attesa arriva la guida, si forma un gruppetto di circa 8 persone e si parte. Allora sì, si parte. Però cosa succede? Nel frattempo alcuni del gruppo perdono la pazienza. Parte del gruppetto decide di fare questa visita in autonomia. Quindi si ritorna in 4 di nuovo, come 5, e non si parte. A quel punto ritorno dall'operatrice e insomma mostro un po' il mio dissenso con molta tranquillità e lei mi dice: ma se vuole oggi pomeriggio proviamo a ripartire, a farla ripartire alle 16, oppure domani. Però mi dice, sa, molti purtroppo prenotano per telefono, via mail e poi non si presentano. Vuole lasciarmi il nominativo? La richiamo io in caso. E io lì mi sono immaginata tutte le questioni che abbiamo, insomma, che ho affrontato con il DMS, il fatto che molti si opponevano al pagamento immediato con carta di credito, in realtà a tutte le condizioni di cancellazione che potevano sembrare pesantissime. In realtà con il DMS non sarebbe successo, perché comunque avremmo potuto prenotare in anticipo, magari sicuramente pagando, e così evitavamo la possibilità, le persone evitano la possibilità magari di cancellarsi alla fine. Quindi il fatto che e quindi a quel punto che cosa è successo? Io ho detto mi piacerebbe, però non so se riesco a partecipare. E l'operatrice IAT mi ha risposto: ecco, vede, si comporta così anche lei, e poi le visite non partono. Allora lì io ovviamente stavo raccontando un po' a tutti quello che mi è successo, però lì io ho capito bene, allora probabilmente è vero che manca il sistema, è vero, manca il sistema, magari manca, mi sono chiesta, manca il sistema o manca l'organizzazione, però di sicuro con il DMS questa cosa non sarebbe successa. Ecco, io termino qui, ho pensato anche di lasciarvi con con questi dubbi, in realtà sono due situazioni che vanno bene insieme, perché ricordo che Stefano ha sempre detto prima lo adottiamo, prima ci organizziamo. E io con il tempo ho anche capito che, ok, meglio tardi, DMS, meglio tardi che mai, però organizzati. Bene, bene, grazie, grazie Francesca, grazie moltissimo. Siamo perfettamente in orario, dovevamo chiudere alle 17:25, sono 17:26, però io prima di concludere questo nostro incontro, volevo chiedere se c'è qualche domanda o se è arrivata qualche domanda, eventualmente forse qualche minuto lo abbiamo, se c'è, lo chiedo in particolare a Stefania, se c'è qualche domanda, se No, non ci sono... in chat non vedo Ok, ok, nulla. allora se non ci sono domande, io direi Avrei che... una piccola riflessione, prego, prego, scusami, prego, vai Stefano. Stefano, Mm, prego, prego. Solo per trarre un po' qualche conclusione, diciamo, provvisoria. Insomma, ecco, Francesca parla sempre del DMS, sempre con molto entusiasmo, la capisco, ma forse a volte non si coglie l'aspetto appunto organizzativo che, diciamo, uno strumento come il DMS consente di affrontare a livello di destinazione. Io ricordo, diciamo, quando dirigevo l'azienda turismo di Padova, Terme Euganee, che le mie collaboratrici caricavano lo stesso evento una volta sul sito della destinazione, una volta sul sito della provincia, una volta sul sito della regione o su siti tematici, eccetera. È chiaro che oggi invece con un unico data entry tu alimenti più livelli di destinazione con lo stesso oggetto, un evento, ma quell'evento, diciamo, l'operatore, ad esempio, può collegarsi, come dire, alla maratona di Sant'Antonio per costruire un'offerta, diciamo, interconnessa, collegata appunto all'oggetto caricato dall'ufficio turistico. Quindi, in modo molto banale, spesso è difficile spiegare diciamo, agli operatori, agli attori del territorio cosa vuol dire organizzarsi, cosa vuol dire fare destinazione. Invece, quando passi sul piano pratico a mettere insieme la struttura ricettiva che dà l'ospitalità, la cantina che offre la degustazione, la guida turistica che fa la visita guidata, l'evento organizzato dal territorio e tutto questo ogni attore può concorrere a strutturarlo all'interno dell'offerta della destinazione, svolgendo la propria funzione ma interconnesso, questo ci dà l'idea di come poi
diciamo, la retorica del fare il sistema diventi aspetto pratico. Aggiungo però appunto l'elemento, il valore aggiunto, perché non vorrei fosse trascurato o non abbastanza valorizzato, del ruolo che può avere oggi l'intelligenza artificiale. Quindi se da un lato costruiamo la casa, le fondamenta con l'organizzazione del turismo è importante. Comporta investimento iniziale, ma poi facilita la quotidianità gestionale per tutti gli attori della destinazione del sistema. Però quello che ci ha spiegato altrettanto bene Luca è che poi quello che abbiamo organizzato, strutturato come informazioni, come oggetti, eventi, offerte, esperienze, quei contenuti poi possono essere, come dire, veicolati attraverso tantissimi canali. Noi sappiamo oggi quanto è rilevante i canali e quanto sia impegnativo presidiarlo, ma si possa farlo partendo da quei contenuti organizzati, adattandoli, come dire, al canale che vogliamo usare, al target a cui vogliamo rivolgerci e all'obiettivo che vogliamo raggiungere. E anche qui sottolineo, non si tratta, come dire, di non valorizzare il nostro capitale umano, anzi, l'altro giorno ho incontrato la DMO di Linz, 30 persone, ho incontrato la DMO di Donau, 19 persone. Se guardo Francesca, so che la Verona Garda Foundation oggi ha 7 persone, ma crescerà, o DMO Dolomiti ne ha 5, ma crescerà. Quindi l'investimento sul capitale umano è fondamentale, ma sottraiamo il capitale umano a tutte quelle attività, come dire, che possono invece essere ammortizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo, potendo orientare il capitale umano ad aspetti più strategici nel collegamento, nel rapporto con i turisti, con gli operatori e col sistema destinazione. Ecco, concluderei con questa breve riflessione. Grazie Stefano, grazie tantissimo. Grazie a tutte e a tutti di questo incontro, di questo approfondimento. Io ho due comunicazioni importanti da fare. La prima è ricordare a tutte e a tutti che le registrazioni del webinar saranno disponibili sui canali di Digital Tours, quindi potrete trovarle e potrete fruirne. E vi ricordo a tutti e a tutti di nuovo che il prossimo appuntamento sarà in presenza, quindi saremo di persona personalmente a Verona il 28 di maggio dalle 10 alle 13 in Camera di Commercio. Quindi ci vediamo il 28 di maggio a Verona, 10-13 Camera di Commercio. Grazie, grazie a tutte, grazie a tutti e a presto.